Prendiamo atto che rispetto al problema imminente di avere gente in strada una risposta non c'è. Nella Marca non sono possibili nuove forme di accoglienza per i profughi. Dopo oltre 2 ore di accesa discussione con quasi tutti i sindaci della provincia, non nasconde l'amarezza il viceprefetto di Treviso, commentando l'esito del vertice che non è riuscito a scongiurare la possibilità che decine di persone si trovino per la strada, e già da domani mattina, quando i 38 profughi ospitati alle ex scuole Marconi dovranno lasciare il dormitorio destinato ai senza fissa dimora. A questi si devono poi aggiungere i 19 migranti attesi per il fine settimana. Sommando gli uni agli altri parliamo di una cinquantina di persone che vanno in strada. Una questione che rischia dunque di diventare una vera e propria emergenza sociale, un problema, dicono i sindaci praticamente all'unanimità, scaricato dallo Stato sui comuni. Sindaci che però affrontano diversamente le possibili conseguenze. C'è anche il senso di responsabilità, nel senso che io sono amministratore di un comune e devo cercare di evitare che ci siano dei problemi. Avere 30 persone per strada è una cosa che io adesso cercherò di evitare in tutti i modi. Solo Treviso e Silea aprono qualche spiraglio all'accoglienza dei profughi, magari nelle caserme. Il resto dei primi cittadini dice no. Io ho 8 sfratti esecutivi di famiglie con minori, entrambi i genitori senza lavoro, fra qualche mese sono per strada. Non capisco perché prima dobbiamo aiutare chi non ha contribuito al benessere del nostro territorio. Noi a Castelfranco abbiamo 160 famiglie bisognose in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio popolare che non c'è. E qui ci chiedono l'ospitalità per 25 nuclei per tamponare un'emergenza che domani sarà raddoppiata e dopodomani ancora di più. Non abbiamo più le risorse per far fronte nemmeno alle emergenze che abbiamo in casa. Sto pensando ai nostri disoccupati piuttosto che a quei cittadini extracomunitari che qui vivono da decenni. E allora in questa situazione è improponibile che ci venga proposto di farci carico degli errori dello Stato. I nostri territori hanno già grossi problemi e non siamo sicuramente in grado di accogliere delle persone disperate, però delle persone che devono essere accolte in maniera diversa e sicuramente non può essere scaricato nei comuni questo onere. Anche se il prefetto mi impone, io non ho alcuna struttura dove piazzarli. La riunione si è trasformata in uno sfogatoio, commenta Don Davide Schiavona, direttore della Caritas diocesana, sulla quale ancora una volta ricade l'emergenza dell'accoglienza. Qualche posto nelle altre strutture si è liberato con delle persone che si sono allontanate e quindi questo permette di poter risolvere e anche far fronte a questa situazione. Chiaro che il dopo diventa un po' più problematico.